Buonasera a tutti, l'appello da parte del segretario. Cappelletto Matteo, Moro Luigino, Fantone Elisa, Rita Elisa, Torgarella Ambra, Felizzon Stefano, Caneo Allì, Schiavon Claudio, Marchiori Mauro, Rosariol Michela, Castaldo Gianni, Segatto Alberto, Ciolin Mattia, Neda Pietro, Canali Giuseppe, Geretto Francesca Paola, Picatto Luca Ettore e Vian Luca. Numero legale. In piedi per l'inno. Di rimanere in piedi per un minuto di silenzio per le vittime dell'attentato di Manchester. Seduti, grazie. Nomino gli scrutatori: per l'opposizione Vian, per la maggioranza Ceolin e Crosariol. Il primo punto all'ordine del giorno: approvazione progetti e schemi di convenzione ai sensi del DGR numero 532 del 28 aprile 2017 relativa a criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi ai sensi dell'articolo 6,7 bis della legge regionale del 21 giugno 1993 numero 16, iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale. Per la relazione la parola al sindaco. Sì, buonasera a tutti. Questi tre progetti che rientrano all'interno della legge 16, così come è successo l'anno scorso, insomma precedentemente rispetto agli ultimi 2 anni la conferenza dei sindaci aveva dei finanziamenti specifici previsti dalla norma regionale. Da un paio d'anni, a seguito di una serie di modifiche attivate assieme alla Regione, quindi al Dipartimento Enti Locali, è stato valutato di finanziare questi 100.000 euro per finanziare alcuni progetti con la compartecipazione dei comuni all'interno di una serie di attività, in particolar modo quelle che sono le funzioni fondamentali. Quest'anno, a seguito della discussione che c'è stata in conferenza dei sindaci, sono stati individuati 3 progetti.
un piano informativo per i comuni del Veneto orientale, il cui comune capofila è Meolo, per un costo totale di 16.600 euro, di cui 15.000 a carico del contributo regionale e 1.600 euro a carico dei 17 comuni aderenti, che si occuperà quindi con una compartecipazione del comune di 98 euro, poco meno di 100 euro, che si occuperà di predisporre e implementare un piano formativo sui temi dell'esercizio associato alle funzioni tra enti locali nell'area del Veneto orientale, rivolto non solo agli amministratori ma anche poi ai dipendenti e alle figure amministrative degli enti. Il secondo progetto riguarda le partnership pubblico-private nell'area del Veneto orientale. Il comune capofila è San Donà di Piave. Il costo di questo progetto è di 44.400 euro, di cui 40.000 sempre all'interno del contributo della legge regionale e 4.000 suddiviso tra i 17 comuni aderenti, per un importo a carico del comune di San Stino di 261 euro. Questo progetto, come diceva nel titolo, insomma, si occuperà di analizzare le buone prassi di governance pubblico-privata, esperienze e proposte di progetti strategici di interesse regionale e questo, insomma, e così via, non solo, anche nei rapporti poi con la città metropolitana, la regione Veneto e i ministeri competenti. Il terzo progetto riguarda il sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali nella Venezia orientale. Il comune capofila è Portogruaro. Il costo è di 50.000 euro, di cui 45 all'interno della legge regionale 16 e 5.000 suddiviso pro quota tra i comuni aderenti per un importo di 294 euro. Questo progetto si occupa di mettere in campo, condividere e cercare di omogeneizzare tutti gli strumenti che riguardano i servizi sociali al fine di cercare di avviare una gestione associata di tutte quelle che sono le prestazioni erogate e le modalità con cui si erogano le attività da parte dei comuni. 17 comuni e non 20 perché sono rimasti inizialmente esclusi, come veniva giustamente richiesto in commissione, perché hanno chiesto, insomma, visto che i progetti riguarderanno un periodo successivo alla tornata elettorale, i 3 comuni, quindi Pramaggiore, Jesolo e Noventa, che vanno al voto con la possibilità di aderirvi successivamente e ecco, visto che c'era anche la previsione nell'eventualità che qualcuno dei comuni che oggi hanno condiviso in conferenza questa possibilità non aderisca poi alla fine a tutti e 3 i progetti, questo non andrà ad aumentare, ad incidere sui costi di compartecipazione di ogni singolo comune, ma vedrà, tra virgolette, ridursi quei 100.000 euro, insomma, che erano stati previsti, salvo diversi accordi che, insomma, potrebbero essere messi in campo tra la conferenza dei sindaci e il Dipartimento regionale. È aperta la discussione. Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Voti favorevoli. Il Consiglio approva all'unanimità. Voto per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli. Il Consiglio approva all'unanimità. Secondo punto. Servizio di tesoreria per il periodo 1 gennaio 2018-31 dicembre 2022. Approvazione schema di convenzione. La relazione, la parola al Sindaco. Sì, a fine anno va in scadenza la convenzione in essere oggi con Unicredit per il servizio di tesoreria del Comune. Questo servizio si ritiene, insomma, la legge prevede che vada affidato mediante delle procedure di evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, ovviamente con le modalità che prevedano il rispetto dei principi di concorrenza e sulla base di uno schema di convenzione approvato, in questo caso dal Consiglio Comunale. In questo schema di convenzione sono previste un po' ovviamente tutte le normative e i riferimenti obbligatori previsti dalla norma, ai quali si ritiene, insomma, di aggiungere a queste normali clausole di natura tecnica anche alcuni altri aspetti, quindi la flessibilità per i cittadini e per i fornitori, riducendo o eliminando i costi per gli incassi, potenziando degli strumenti informatici di dialogo con la tesoreria e di produzione e conservazione dei documenti digitali, il contenimento dei costi nei confronti del Comune per l'erogazione dei servizi tipici e dei servizi aggiuntivi, così come descritti in convenzione, e la possibilità ovviamente degli istituti e dell'istituto che andrà poi a gestire i servizi di segreteria di erogare dei contributi destinati a finalità sociali, culturali
sportive o di tempo libero promosse dal Comune. Quindi con questa delibera si va ad approvare questa convenzione per l'affidamento, quindi per indire la procedura di gara per il quinquennio che andrà dal 1 gennaio 2018 al 31 di dicembre del 2022. Io mi fermerei qui, poi se ci sono domande o richieste di approfondimento ovviamente siamo a disposizione. È aperta la discussione. Capogruppo Paganali, prego. Grazie. Abbiamo esaminato l'argomento in sede di commissione. Sempre in sede di commissione è emerso come vi sia una certa difficoltà dalle banche a partecipare a questo tipo di bandi. Allora, riflettendo poi successivamente alla commissione, mi chiedevo se il capitolato che è stato predisposto da parte dell'amministrazione sia, come posso dire, aderente a più recenti capitolati fatti da altre amministrazioni, o se invece, come posso dire, segua uno schema in cui c'erano tempi migliori, diciamo così, anche per gli istituti bancari, e cosa succederà nel caso in cui non vi dovesse partecipare alcun istituto bancario. La parola al sindaco. Prego. Consigliere Mela, prego. Sì, scusate, io non ho visto questo schema di convenzione, intervengo soltanto perché, come voi immaginate e avrete sentito in questi giorni, abbiamo discusso anche in commissione il tema degli istituti di credito che fanno il servizio di tesoreria per i comuni. Ci è stato spiegato che di fatto le giacenze che il Comune ha mediamente, io vado a memoria, mi pare che sui consuntivi il Comune abbia comunque una giacenza di cassa sull'ordine mediamente di 2,5 milioni. Ok, ci è stato spiegato che di fatto queste giacenze sono presso la Banca d'Italia in ragione di quello che è il servizio di tesoreria unica, io ne prendo atto eccetera. Attenzione del tema bail-in, perché per esempio oggi è venuto fuori il tema, questo tema per esempio per le banche venete. Sì, ecco, tenete presente questo, io adesso non conosco questo bando per il servizio di tesoreria, probabilmente anche richiedere un rating di sicurezza potrebbe essere utile, insomma. La parola al sindaco allora. Sì, allora sulla parte sì, considero opportune le considerazioni fatte dal consigliere Meda rispetto ai suggerimenti, all'attenzione che va tenuta anche sulla solidità e sulla situazione degli istituti di credito. Seconda questione, anche se come era già stato un po' anticipato in commissione, poi va detto che la giacenza tra virgolette è in tesoreria unica e quindi però ovviamente ci sono delle transazioni, dei passaggi che riguardano poi l'istituto e la tesoreria e quindi è opportuno comunque che ci sia attenzione in questo senso. Per quanto riguarda invece la questione relativa alla modalità di stesura della convenzione, ovviamente sono stati seguiti gli schemi previsti e anche proprio perché c'è stata un'evoluzione proprio da quando c'è la tesoreria unica, tutta una serie di punteggi che sono di miglioria, di valorizzazione sono stati messi proprio come elemento di valorizzazione nel caso che ci possa essere in parte prevedendo contributi o sostegno quello che è, ma anche a volte cercando di ridurre i tempi e quindi lasciando tra virgolette, provando a facilitare la possibilità che vi siano diversi istituti. Ho chiesto conferma alla segretaria in merito al caso che nessuno si presenti alla gara. Ovviamente c'è il regime di prorogatio per l'istituto, l'Unicredit, quindi l'istituto che oggi ha la tesoreria. Lì poi può essere che si faccia una trattativa privata con il gestore oggi, sì, con l'istituto che oggi ha il servizio di tesoreria e quindi contrattando tra virgolette un'operazione, e mettiamo anche l'eventualità ulteriore che in quel caso non vi sia la volontà e l'interesse, la disponibilità neanche da parte di questo, comunque rimarrebbe per lui il regime di prorogatio e si dovrebbe indire una nuova gara.
non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Voti favorevoli, 11 voti favorevoli, contrari, astenuti, 3 astenuti. Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità. Voti favorevoli, 11 favorevoli, contrari, astenuti, 3 astenuti. Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità. Punto 3. Approvazione regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti. Per la relazione la parola al Sindaco. Sì, come è stato modo di approfondire, insomma, anche grazie al contributo della segretaria in commissione, che ovviamente essendo la materia anche molto tecnica dal punto di vista normativo, ovviamente sarà a disposizione, insomma, dei consiglieri per eventuali approfondimenti e interventi nello specifico della materia. Di fatto con questo regolamento, facendo seguito all'istituzione dell'accesso civico previsto dalla normativa, che poi ha sviluppato non solo l'amministrazione trasparente, ma poi ha avuto successive evoluzioni rispetto anche alle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha definito come semplice, distinguendo dalla semplicità dall'accesso generalizzato agli atti, e che quindi chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. Ovviamente le finalità di questo tipo di accesso sono quelle di favorire le forme diffuse di controllo e perseguimento delle funzioni istituzionali e dell'utilizzo delle risorse pubbliche, oltre a promuovere e favorire la partecipazione. C'è poi, insomma, la distinzione tra l'accesso documentale e l'accesso generalizzato, insomma, che prevede delle specifiche modalità, delle specifiche tempistiche, delle specifiche evoluzioni rispetto alla richiesta dei documenti e alle motivazioni che vanno fornite o meno e in che modalità per arrivare, insomma, alla richiesta dei documenti. Quindi con questo regolamento si va a normare un po' tutti gli aspetti che riguardano questo tipo di richieste, gli eventuali ricorsi, i respingimenti delle domande e ovviamente anche poi la predisposizione poi di alcuni modelli e moduli proprio per agevolare anche la modalità per fare le richieste. Anche qua mi limiterei qua nella presentazione, poi ovviamente siamo a disposizione. È aperta la discussione. Capogruppo Canali. Grazie. È un lavoro corposo quello che è stato fatto e sappiamo che, come posso dire, è seguito attentamente anche da parte del segretario comunale. Credo che sia un regolamento che subirà delle modifiche nel futuro, perché è in costruzione anche da parte del Ministero della Funzione Pubblica, e quindi in futuro potranno esserci degli aggiustamenti. Mi premeva solo fare anche in Consiglio un richiamo che ho fatto anche in sede di Commissione per quanto riguarda la sezione amministrazione trasparente del sito dell'amministrazione comunale, che così abbiamo capito che il software che gestisce il sito necessitava di alcune modifiche e quindi adesso che vi è la possibilità richiamiamo l'attenzione dell'amministrazione nel fornire dati, tecnicamente non mi ricordo il termine che si dice, insomma, ecco, nell'implementare il sito. Grazie. La parola al Sindaco. Sì, giusta e corretta l'osservazione del capogruppo Canali, come avevamo detto anche in commissione, e ha fatto bene a precisarlo e ribadirlo, fino a oggi, tra virgolette, la parte dell'amministrazione trasparente, mentre nella parte che riguardava la pubblicazione del termine delle delibere era già gestita col sistema software, quindi con un sistema di pubblicazione immediato, insomma, rispetto alla elaborazione degli atti. Non era previsto all'inizio perché il gestore non lo svolgeva ancora la gestione anche di tutta la parte relativa all'amministrazione trasparente, all'aggiornamento dei regolamenti, degli incarichi, di tutto che prima veniva inserito manualmente dagli operatori del comune. Adesso che il gestore è in grado di farlo,
diventerà anche questo un automatismo che sarà utile non solo per noi, ovviamente, per essere certi di avere sempre l'aggiornamento della documentazione, ma anche ovviamente per i cittadini che possono avere le informazioni puntuali e precise. Bene, passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Il Consiglio approva all'unanimità. Votazione per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Il Consiglio approva all'unanimità. Dichiaro chiuso il Consiglio. Buona serata.